5 milioni di italiani soffrono di malattie reumatiche, 700.000 solo in Veneto. Ad oggi si conoscono circa 120 tipi di queste malattie, colpiscono prevalentemente le donne, ma anche gli uomini vengono afflitti da queste patologie. E proprio in Veneto è nato un tavolo di lavoro che riunisce reumatologi, associazioni, malati reumatici e istituzioni per cercare di offrire un servizio adatto a questi pazienti, ambulatori specifici per i primi screening e percorsi più appropriati per i casi più complessi, in modo da snellire anche le liste d'attesa. Sono vantaggi legati appunto alla prevenzione, quindi agli screening che vengono attivati sul territorio, che sostanzialmente serviranno ad individuare il prima possibile queste patologie per poterle curare nella maniera più corretta possibile ed evitare appunto innanzitutto il dolore fisico alle persone, ai portatori di queste patologie, ma anche risparmiare sull'eventualità di pensione di invalidità, dove io credo sia importante innanzitutto, prima delle pensioni di invalidità, il benessere del paziente veneto. Le malattie reumatiche rappresentano in Italia una delle prime cause di inabilità temporanea e disabilità permanente, sono la causa più frequente di assenza dal lavoro. Il tavolo costituito a Padova si adopererà anche per reinserire le malattie reumatiche nel piano sanitario regionale, dove non sono nemmeno citate. L'obiettivo principale è quello del reinserimento delle patologie reumatiche nel piano sanitario regionale dal quale sono state tolte. Chiederemo inoltre la riduzione delle liste di attesa e la diagnosi precoce e quindi l'accesso ai farmaci. Numericamente parlando, nel Veneto abbiamo oltre 50.000 malati di malattie infiammatorie articolari, vale a dire artrite reumatoide, spondilite anchilosante e artrite psoriasica, pari all'intera popolazione della città di Rovigo. Un primo risultato, almeno in termini di prevenzione, sono le giornate previste a Padova il 23 e 24 ottobre a Palazzo Moroni e a Verona il 15 e 16 novembre alla Gran Guardia, dove sarà possibile per i pazienti ottenere informazioni ma anche eseguire esami gratuiti per determinare la presenza di gotta, artrite reumatoide, connettiviti e artrosi. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.amarv-veneto.it.